Io leggo su Wikipedia del Tagliamento. È definito il fiume che si sviluppa intrecciandosi, divergendosi, eccetera, eccetera. Gli viene attribuito il titolo di re dei fiumi alpini. Allora, questa definizione vale da Peonis al mare. No prin. No prin. La vicenda della sicurezza idraulica al nostro territorio ha radici molto lontane, sono decenni che lottiamo contro opere invasive e distruttive del nostro territorio, sul quale abbiamo investito dal punto di vista naturalistico e anche turistico chiaramente. Non possono assolutamente delle opere realizzate in questo territorio qua, andando quindi a deturpare i nostri progetti, la nostra vita, essere quelle che sono la soluzione per problematiche create a valle, dove comunque il fiume è stato costretto negli anni ed è stato comunque costruito a ridosso. L'ultimo studio c'è scritto: voi potete fare qualsiasi opera, parlo semplice, a valle, ma se non laminate il picco di piena nel medio corso del fiume, le popolazioni a valle saranno sempre a rischio. È costato 300.000 euro questo studio e è ora di cominciare a dire alla popolazione come stanno effettivamente le cose. Alla fine dell'agosto 2019, Legambiente Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con FIAB e con il supporto e sostegno dei soci di Coop Alleanza 3.0, ha organizzato 2 giorni in bicicletta lungo il Tagliamento, dalla sorgente alla foce, con 5 tappe dedicate al ristoro e all'ascolto di oltre 30 interventi di rappresentanti delle istituzioni, esperti, testimoni ed artisti. Il Tagliamento è il principale corridoio ecologico della regione Friuli Venezia Giulia e una delle principali infrastrutture verdi per valenza ecologica, sviluppo e livello di connettività. Ma è anche un fiume negato nella parte alta del bacino e divisivo quando scorre a varo d'acqua o quando, gonfiandosi, si spinge a riprendersi le sue pertinenze spesso ignorate. Il Tagliamento è un fiume spezzato nella dinamica di trasporto e ripascimento delle spiagge rivierasche, ma ancora la sua foce rappresenta il più bell'esempio in Adriatico di forma deltizia cuspidata. Ai miei tempi, no, il Tagliamento aveva tanta di quelle cose di sabbia e ghiaia fina, belle robe. Ora, lì, adesso non si può dire la causa a nessuno. Adesso sabbia non c'è più, di quella arenata che si andava a prendere il sole là e tirarsi sulla sabbia. Ecco, quello è stato un cambiamento, il Tagliamento. Lì non si sa il perché. Insomma, posso dire il Tagliamento è un tesoro. Okay. Grazie infinite. Dobbiamo riflettere su tutte le qualità che perderemo se non saremo in grado di sollevare i nostri corsi d'acqua dalle incessanti pressioni dello sfruttamento e dell'errata manutenzione. Se ci proiettiamo nel futuro, occorre creare nuova connettività culturale, istituzionale e fattuale, oltre a quella ecosistemica che esiste per natura, quantomeno su temi condivisi o condivisibili da parte dei territori. Dopo la 2 giorni in bicicletta dell'anno scorso, assieme a FIAB abbiamo presentato un documento ai comuni e alla Regione chiedendo che almeno su alcuni punti fissi si potesse iniziare una discussione. I punti che avevamo proposto erano innanzitutto la realizzazione della ciclabile FVG6 sul Tagliamento, dalla sorgente alla foce. Poi avevamo chiesto l'istituzione di un centro di ricerca internazionale, ricerca e formazione internazionale che studiasse il Tagliamento, visto che questo è un fiume che ha valenza mondiale ormai. Un terzo punto riguardava l'appoggio alla candidatura UNESCO. Poi veniva chiesto di regolamentare
l'accesso dei veicoli a motore. Un quinto punto riguardava il ripristino delle aree ripariali per rinaturalizzare e ripristinare, diciamo così, la valenza sociale e ambientale del fiume. La proposta era di discutere all'interno di un percorso di programmazione negoziata che è conosciuta come contratto di fiume. Le idee maturate durante la 2 giorni lungo il tagliamento si dovevano condividere a primavera 2020, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. La pandemia blocca però il pianeta e segnala, se mai ce ne fosse bisogno, che la salute del pianeta e dell'uomo sono intimamente connessi. Ma vediamo ora cosa è successo nei mesi successivi dopo l'avvio del lockdown e che incrocia il futuro del tagliamento. Il consigliere regionale Massimo Moretuzzo lancia la petizione e una mozione per sostenere la proposta del tagliamento sito mondiale dell'umanità. La petizione riscontra un grande consenso tra il pubblico, uomini di cultura e di scienza, mentre la mozione viene bocciata dal Consiglio regionale. L'amministrazione regionale reagisce proponendo che il tagliamento diventi una zona MAB UNESCO, ovvero un'area dove coniugare la tutela dell'ecosistema con lo sviluppo locale. La riesumazione del vecchio progetto autostradale Cimpello-Gemona salda la battaglia contro un'opera inutile e dannosa alla tutela del fiume che verrebbe attraversato dall'opera stessa. I comuni dell'UTI del tagliamento propongono un parco intercomunale sul tagliamento. A ottobre i sindaci della Bassa, capitanata dal sindaco di San Michele al Tagliamento, manifestano confermando la proposta di realizzare un'opera nel medio corso per laminare l'onda di Piena. A fine ottobre il Consiglio regionale all'unanimità approva la legge che trasferirà la futura gestione del grande idroelettrico che interessa anche l'alto bacino del Tagliamento a una società mista a prevalente capitale pubblico. Allora, abbiamo immaginato di partecipare al contratto di fiume, un auspicato contratto di fiume, e abbiamo messo a punto delle proposte che integrano le proposte che abbiamo segnalato ai sindaci dopo la 2 giorni in bicicletta. Al primo posto abbiamo messo liberare spazio al fiume per appiattire l'onda di Piena. Parte da lì la tutela delle comunità rivierasche. I rischi residui non diversamente eliminabili devono essere gestiti attraverso appositi piani di gestione delle emergenze provati e non sulla carta. Bisogna investire sulla vegetazione ripariale, dove questa risulta esigua o carente. Inoltre dobbiamo mettere a punto, redigere un piano per la gestione sostenibile dei sedimenti lungo l'intero corso, accompagnato anche da un censimento delle opere, per capire le opere utili da lasciare o proteggere e le opere che devono essere rimosse. Nella parte alta del bacino 2 sono le parole chiave. Da una parte rinaturazione, pensiamo ad esempio al bacino naturale, al lago di Cavazzo, e poi basta centraline. Bisogna far sì che gli strumenti urbanistici rispettino gli spazi fluviali, siano adeguati a quella che è la crisi climatica e siano conformi al piano paesaggistico. Occorre mettere in atto inoltre politiche di cura e manutenzione sull'intero bacino. Reticolo idrico secondario, qualità dei suoli, tutela della falda, riducendo l'impronta idrica soprattutto per le attività che sono più idroesigenti. Dobbiamo tutelare il fiume e le comunità umane che vi abitano e gestiscono alcune risorse materiali e immateriali. Io penso che questo sia possibile.
Mm.